ho qui alcune bollette di alcune aziende, ad esempio un'azienda del settore plastica nel maggio dell'anno scorso pagava 15.358 euro, quest'anno stesso mese 24.316, quindi una bolletta di 14.300 euro in più, che non è cosa di poco conto, non è cosa di poco conto. Sarà un autunno difficile per tutte le aziende e per tutte le famiglie, dalle grandi alle piccole imprese. Il costo dell'energia e del gas metterà in crisi il sistema produttivo. Nella lavorazione del legno sul gas da 1.151 euro a 4.600 euro, quindi 3.500 euro in più circa. Un'altra azienda piccolina, un'impresa artigiana, una carrozzeria per l'esattezza, energia da 550 euro a 850 euro, sono 350 euro in più al mese. Questa situazione ci preoccupa, sarà un futuro, dice Pozza, pieno d'ombre e nubi che andranno a gravare sui bilanci e sulla produttività. Al nuovo governo chiederà di mettere mano immediatamente a questa situazione perché a lungo le aziende non potranno durare. Come potranno far fronte a questi aumenti? È difficile anche spalmarli nella produzione, nel senso che come fai a rientrare? Cioè o porti degli aumenti molto alti e quindi rischi di andare fuori mercato, oppure lavori in perdita. Lavorare in perdita, quanto puoi lavorare in perdita? Puoi lavorare in perdita per un mese, forse 2, 3, ma poi se non ci sono alternative rischi di chiudere. Ci vuole un provvedimento. Qui ci vuole effettivamente un provvedimento che dia una mano, come sta facendo adesso anche la Germania. Ho visto che abbassa l'IVA nonostante la Comunità Europea dica di no, ma perché? Perché il sistema produttivo è a rischio. E guardate, ma la Germania, che è il nostro mercato più grande su tutti gli aspetti, guardate, la Germania dal punto di vista turistico, dal punto di vista del manifatturiero, è il nostro primo cliente, tra virgolette. Se rallenta la macchina tedesca, noi saremo veramente nei casini. Scusatemi questo termine, ma giusto per farvi capire quanta preoccupazione c'è.